Cominciamo i nostri approfondimenti. Abbiamo parlato ieri dei giovani in fuga, oggi invece cerchiamo di raccontare un altro aspetto legato al fenomeno dei giovani. Sì, in particolare parliamo di un progetto che porta avanti la CGIL di Taranto e ne parliamo con Giovanni D'Arcangelo, che è proprio segretario di CGIL Taranto. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Dunque, un progetto per far rimanere o per far tornare i ragazzi a casa, ovviamente con un'occupazione degna, una qualità della vita, si spera, altrettanto degna. Come lo state strutturando? Innanzitutto vi ringrazio della possibilità di poterlo raccontare qui con voi e i vostri telespettatori. È un progetto che noi non facciamo, non realizziamo da soli, perché da soli non si va da nessuna parte. Lo realizziamo insieme ad altre CGIL di altre città, città medie, come anche altri paesi dell'Unione Europea, penso alla Slovenia, alla Spagna, alla Polonia, e mettiamo insieme anche il mondo universitario, nella fattispecie il Politecnico di Milano per quanto riguarda l'Italia, ma anche le università di altri paesi, perché l'obiettivo è quello di, all'interno del pilastro dei diritti sociali, fare una ricerca su quella che è la situazione oggi all'interno delle città, sapendo che anche il modo di vivere delle città attuali non sono più sostenibili, quindi c'è tutto il tema che riguarda la realizzazione delle smart city, cioè di queste città più sostenibili che hanno un maggior impatto di vivibilità urbana. Ecco, noi attraverso questa attività di ricerca, questa esplorazione che vogliamo fare, cerchiamo di capire come le smart city possono diventare anche volano di nuova occupazione, in particolar modo per i più giovani, perché, come dicevamo ieri, noi abbiamo qualcosa come 70.000 giovani under 39 che nel corso degli ultimi 10 anni sono andati via dalla Puglia, quindi l'obiettivo è quello che attraverso questa nuova leva legata per l'appunto alle smart city si possano mantenere i più giovani qui ed evitare che possano andare via. Ecco, D'Arcangelo, che noi non vogliamo. Quali sono, per esempio, magari glielo chiedo velocemente perché poi andiamo in chiusura, quali sono le figure che avete individuato, per esempio, che in qualche modo possono essere attrattive per i giovani e come magari formarli? Ma innanzitutto una cosa che stiamo scoprendo con veramente gran piacere è che sul territorio ci sono diverse esperienze, diverse start-up innovative che non vengono raccontate, che stanno nella logica della sostenibilità. Quindi nell'ambito della ricerca oggi, per esempio, con i ricercatori del Politecnico di Milano incontreremo alcune realtà del territorio che non sono conosciute ma stanno dentro ambiti produttivi importanti. Le figure sono sicuramente quelle legate anche al sociale, perché se io penso che all'interno di una città come quella di Taranto ci sono tante disuguaglianze e povertà sociali all'interno dei quartieri, quelle figure professionali che lavorano per accorciare le distanze è già una cosa importante. Lì si fa riferimento per l'appunto a un tipo di lavoro nuovo, positivo, che ripeto ha a che fare le figure legate ai servizi sociali. Grazie per essere stato con noi, a Giovanni D'Arcangelo, per presentare il progetto Back to Town, sperando appunto che i ragazzi possano tornare.